Isolamento infrastrutturale, il numero 1 del sindacato arriva ad Agrigento, sabato prossimo la protesta. Accoltellamento tra familiari a Ribera, i carabinieri cercano droga sulle spiagge di Agrigento, vertice a Termini Imerese per i 3 submorti, Mare Amico trova delle polpette avvelenate a Zingarello. Rimpasto a Palma di Montechiaro, oggi è il giorno dell'esercizio provvisorio, il testimone di giustizia Cutrò riceve nuove cartelle esattoriali e lancia un appello al governatore Musumeci. Il Parlamento europeo ricorda Chinnici, appuntamento organizzato dall'Accademia Belle Arti Michelangelo in memoria di Fellini, Open Day del Politi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione, il numero 1 della UIL ad Agrigento per affrontare la crisi socio-economica e l'isolamento infrastrutturale della provincia di Agrigento in vista anche della marcia di sabato prossimo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Una manifestazione questa della UIL che ha raccolto stamattina tanto consenso e che addirittura viene presa a modello da altre province. Scendere in piazza il giorno 25 è importante per salvaguardare non solo le infrastrutture ma anche il futuro di una terra che giorno dopo giorno muore. Questo è lo slogan che lei ha lanciato nel corso del suo intervento. Sì, è lo slogan che ho lanciato nel corso del mio intervento, ma è la sintesi del cartello sociale che abbiamo messo su per organizzare la manifestazione del 25. Una manifestazione dove prevediamo una massiccia presenza dei cittadini di questo territorio, di Agrigento, una manifestazione che rivendica una viabilità normale, una manifestazione che comunque non è contro ma è per il nostro territorio. L'intervento ha visto anche la qualificata presenza di tanti operatori, tra cui anche il segretario del sindacato che ha voluto così in un certo senso onorare questo impegno con la sua presenza ad Agrigento. Sì, Carmelo Barbagallo a seguito del convegno della UIL sui dati delle cifre socio-economiche che abbiamo promosso nel mese di dicembre voleva vederci chiaro. Oggi è venuto qua ad Agrigento, abbiamo organizzato questo convegno, un convegno partecipatissimo non solo da lavoratori pensionati ma anche da professionisti, operatori della politica, che comunque pone al centro la questione Agrigento. Quindi parte oggi ufficialmente la vertenza Agrigento, dobbiamo attenzionare questo territorio, rimarcheremo tutto con la manifestazione del 25. Bisogna rilanciare l'azione del movimento sindacale, della società civile, della cittadinanza per recuperare la possibilità di un patto per il lavoro, per il Paese, per la nostra economia. La Sicilia è una realtà dove il 60% delle zone culturali, dell'impatto economico dovrebbe avere un grande risultato e invece abbiamo il problema delle infrastrutture che mancano. Arrivare da Francoforte ad Agrigento è un'impresa e se non circolano né le merci né le persone né le idee, questo Paese non si può riavere. Questa è un'iniziativa che precede la grande manifestazione che deve essere fatta per il risveglio delle coscienze ma anche il risveglio economico di questa zona del nostro Paese. Bisogna fare in modo che sia emulata anche da tutto il resto del Paese, così come abbiamo fatto l'anno scorso con tutte le manifestazioni che abbiamo messo in piedi da Piazza San Giovanni a Reggio Calabria per rilanciare l'economia e per evitare che i nostri giovani sono costretti ad andarsene dal nostro territorio. Sì, finalmente si smuovono, come si suol dire, le coscienze per non sentirci dire dove siamo stati nei futuri anni. Parliamo di questo isolamento infrastrutturale dove noi denunciamo da oltre 2 anni, lo abbiamo fatto con l'osservatorio provinciale sui centri storici, lo abbiamo fatto quando abbiamo parlato del caso Agrigento, un isolamento che ci porta allo spopolamento dei nostri centri storici, all'abbandono dei nostri centri storici. Oggi, grazie a questo evento voluto dalla UIL, possiamo ribadire che Agrigento, con tutte le sue bellezze, ha la necessità di infrastrutture veloci per poterci rapportare con il resto della Sicilia e con il resto d'Italia.
Litigano per vecchie ruggini familiari, un 46enne estrae un coltello e un taglierino e scaglia un primo fendente al braccio del suo familiare. Il 39enne è finito al pronto soccorso. L'altro, il 46enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali. Adesso in attesa del giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Sciacca. È accaduto tutto durante la notte a Ribera. Arrivata una chiamata al 112, militari della locale tenenza si sono precipitati in via Terranova in pochi istanti. La lite stava per finire in tragedia quando i carabinieri sono abilmente riusciti a bloccare l'aggressore e a disarmarlo. A Termini Imerese, vertice per far luce sul giallo dei 3 sub morti, 5 procure a confronto. Potrebbe esserci un collegamento con i grossi quantitativi di droga trovati sulle spiagge dei litorali anche dell'Agrigentino. C'è il servizio. Si è svolto un vertice per far luce sul giallo dei 3 sub trovati morti nelle ultime 2 settimane a Tusa, Cefalù e Termini Imerese e rimasti senza identità. Al Tribunale di Termini Imerese si sono incontrati investigatori e i capi della Procura di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e quello di Patti Angelo Cavallo. Al centro della morte dei 3 sub potrebbe esserci un maxi traffico di droga. In concomitanza con il ritrovamento dei 3 corpi sono stati rinvenuti anche 100 kg di hashish sulle spiagge di Castelvetrano, Cefalù, Messina e Ragusa. Forse un'imbarcazione che trasportava droga è affondata e i sub sarebbero morti nel tentativo di mettersi in salvo, oppure utilizzati per recuperare i pacchi di droga con GPS che viaggiano ancorati con le reti nelle chiglie delle navi. Nel corso del vertice è stato deciso che i carabinieri batteranno la costa insieme agli uomini della capitaneria e saranno adoperati anche aerei della Marina Militare. Insomma, resta ancora avvolta nel mistero la vicenda dei sub trovati morti in Sicilia a distanza di pochi giorni dal primo rinvenimento avvenuto il 31 dicembre scorso. L'ultimo cadavere ancora da identificare è stato avvistato nei giorni scorsi in contrada Ginestra a Termini Imerese lungo il litorale del Palermitano. Anche in questo caso il cadavere aveva il volto sfigurato e non era riconoscibile. Gli altri 2 erano stati trovati a Cefalù e a Castel di Tusa. Nello stesso periodo nelle spiagge della zona sono stati rinvenuti grossi quantitativi di droga. Proprio per questo gli inquirenti stanno ipotizzando collegamenti con un possibile maxi traffico di stupefacente. Sulla vicenda indagano ben 5 procure: Agrigento, Trapani, Termini Imerese, Patti e Messina. I carabinieri per l'intera giornata di ieri fino al calar del sole hanno rastrellato l'intera costa di Agrigento. I 50 pezzi di hashish ritrovati e sequestrati per complessivi poco meno di 4 kg potrebbero far parte di un carico ben più consistente. Del resto tutti i ritrovamenti si sono registrati sia nell'Agrigentino che nel Trapanese e nel Messinese. Hanno dimostrato che in quegli scatoloni venivano stipati dai 30 fino a oltre 40 kg in un'unica soluzione. Il rastrellamento dei carabinieri, per quanto capillare e meticoloso, non ha portato a niente, ma non per forza gli eventuali altri panetti potrebbero finire con lo spargersi. Nascondeva 6 kg di marijuana essiccata e flaconi di metadone, arrestato 29enne di Canicattì. I particolari nel servizio. Gli agenti della Polizia di Stato di Canicattì, coordinati dal dirigente e il vicequestore Cesare Castelli, hanno arrestato Francesco Parla, 29 anni, colto nella fragranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Durante potenziati servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì si sono recati nell'abitazione del giovane, dove a seguito di perquisizione domiciliare hanno rinvenuto celati in varie parti dell'appartamento diverse bottiglie contenenti metadone e altra sostanza stupefacente del tipo marijuana in infiorescenza essiccata, nonché 180 bustine di vario formato contenente la stessa sostanza per complessivi 2 kg e 400 grammi e circa 1200 buste vuote di varie misure in cellophane utilizzate per la suddivisione e confezionamento in dosi della droga. Inoltre, la successiva accurata perquisizione di un garage nella disponibilità dell'indagato, il personale della sezione anticrimine del commissariato ha trovato e sequestrato analoga sostanza per un peso netto di 680 grammi, mentre nell'abitazione rurale, che si trova in una periferica contrada del territorio canicattinese, è stata trovata altra sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di quasi 3 kg.
Pertanto tutta la sostanza stupefacente del tipo marijuana in inflorescenza essiccata per complessivi 6 kg e numerosi flaconi di metadone sono stati sequestrati perché detenuti illegalmente. Il giovane Francesco Parla, al termine delle formalità di rito su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato condotto presso la propria abitazione, posto agli arresti domiciliari. Il GIP del Tribunale di Agrigento, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto la misura cautelare nei confronti del trentenne Francesco Parla. Il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino ha nominato la nuova giunta. Rispetto alla precedente è effettuato un solo cambio, esce di scena Roberto Onolfo e subentra Lorenzo Pace. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nuova giunta municipale ieri a Palma di Montechiaro, nominata dal sindaco Stefano Castellino dopo l'azzeramento della precedente avvenuto lo scorso 11 gennaio. I neoassessori ieri hanno giurato nella stanza del sindaco alla presenza del segretario generale. Tra i nuovi arrivati Lorenzo Pace, già assessore provinciale nella giunta Fontana, che subentra all'assessore Roberto Onolfo. Confermati gli altri: Salvatore Castronovo, Angelo Cottitto, Giuseppe Dorsi, Anna Maria Sanfilippo. Le deleghe al momento non sono state assegnate, il sindaco Castellino si riserverà di distribuirle successivamente. In realtà era un azzeramento programmato e previsto sin dall'inizio, perché a metà mandato, così come abbiamo fatto il comizio con la relazione di metà mandato nella pubblica piazza e poi messo online e gentilmente anche trasmesso dalla tua emittente, abbiamo ritenuto opportuno fare il punto della situazione con la mia maggioranza, che non finirò mai di ringraziare tutti i consiglieri che mi consentono di lavorare con la massima serenità per il bene di questa comunità. È stato un azzeramento squisitamente politico da questo punto di vista, non vi era nessuna, come ho scritto nel decreto, nessun problema all'interno della maggioranza. Grazie a Dio questa amministrazione gode della fiducia non solo della maggioranza, ma posso dire di quasi interamente del Consiglio Comunale, fatte pochissime e marginalissime eccezioni. Infatti la Giunta per 4/5 ripresenta gli stessi nominativi di quelli che avevo già azzerato. L'unico avvicendamento che si è realizzato è l'avvicendamento tra l'assessore Roberto Onolfo, che ringrazio per questi 11 mesi, anche se intervallati da un momento di pausa, nei quali ha servito in maniera egregia alla nostra comunità e le deleghe che io gli ho affidato. Accogliamo nella nostra squadra il dottore Lorenzo Pace, che credo sia conosciuto dai più e da chi comunque segue la vita politica, perché è già stato consigliere provinciale nel secondo governo Fontana, per intenderci, e comunque proviene da una famiglia che da sempre fa politica a Palma di Montechiaro. Il papà Pasquale Pace è stato un decano della politica palmese ed agrigentina, e quindi per noi è motivo sicuramente di orgoglio accoglierlo nella nostra squadra, e che siamo sicuri porterà il suo contributo, che sarà sicuramente eccellente, e magari aggiungerà un pizzico di esperienza politica in più che potrebbe ritornare utile nel proseguo di questa amministrazione. Il tutto nella massima serenità. L'amministrazione continua a lavorare, come voi ben sapete non vi sono da noi non esistono più azzeramenti traumatici o avvicendamenti traumatici, ma si lavora insieme condividendo un progetto nell'esclusivo interesse della nostra città. Obiettivi a breve? L'obiettivo a breve innanzitutto è andare subito sembrerà marginale, ma marginale non lo è, nei prossimi giorni andrò ad assegnare le deleghe e poi continueremo quel processo di innovazione, di cambio che stiamo portando avanti a Palma di Montechiaro, con infrastrutture, con pose delle prime pietre, con recupero di finanziamenti, con la battaglia interessantissima ed importantissima di Palma Capitale della Cultura. Siamo pronti, questo lo posso anticipare, il sindaco terrà per sé per l'ennesima volta le deleghe al bilancio, ai tributi, alle finanze, ai lavori pubblici, alla protezione civile, alla salute, al personale e credo qualche altra cosa ancora. Quindi continueremo noi in questo solco e andremo avanti per avere il rendiconto approvato nei tempi corretti, così come fatto già per il bilancio, così come faremo con il consuntivo e con gli equilibri di bilancio. Si continua a amministrare senza sosta, convinti che finalmente Palma abbia imbroccato la via giusta. Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco per la scelta e per la fiducia accordatami, poi anche il movimento civico che mi ha votato e che mi ha voluto vivamente nell'ambito della giunta. Come ha detto il sindaco non c'è molto da aggiungere,
mi spenderò per la mia esperienza politica e oltre all'esperienza politica anche professionale, perché sono un medico veterinario, sono dirigente dell'ASP e come tale giova esperienza sia con sindaci che con pubbliche amministrazioni. Sicuramente il mio contributo penso che sarà una marcia in più per questa amministrazione. È il giorno dell'esercizio provvisorio all'ARS. La Sicilia spera di sbloccare la spesa. Lello Casesa. Inizia oggi la discussione all'Assemblea regionale siciliana sull'esercizio provvisorio che rischia di lasciare scontenti quasi tutti i partiti. Sarà un'altra lunga maratona con la mini finanziaria che sblocca una parte dei fondi della regione e concede qualche contributo a teatro e precari in attesa della vera manovra di bilancio. Sono circa 80 gli emendamenti presentati. Il testo presentato consente ai deputati dell'Assemblea la discussione fino a marzo per approvare la legge di stabilità. Ci sono poi altre norme, c'è il finanziamento da 250.000 euro per la commissione via VAS e quello per i consorzi di bonifica. Previsto pure un fondo di compensazione di 15,9 milioni per gli stipendi di alcuni enti, associazioni, teatri che aspettavano parte delle retribuzioni del 2019. Ci sono inoltre 4,4 milioni per le ex PIP, LSU, Resais, cantieri di servizio ed emolumenti aggiuntivi per i carabinieri. Ci sono i fondi per il 2020 per i teatri siciliani, dichiara il presidente della Commissione Bilancio Riccardo Savona, Massimo e Biondo di Palermo, l'Orchestra Sinfonica Siciliana, Vittorio Emanuele di Messina, Teatro Bellini e Stabili di Catania, Istituto Nazionale del Dramma Antico, i consorzi di bonifica, l'ESA ed i forestali. È stato già rinviato alla manovra di bilancio il trasferimento del mutuo della sanità nelle voci del bilancio regionale. Ci sono tutti gli elementi per una lunga maratona che dall'anno scorso, nell'aula dell'Assemblea regionale, approva solamente norme contabili. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Nuove cartelle esattoriali per Ignazio Cutrò, l'ex imprenditore di Bivona e testimone di giustizia, sarebbe anche pronto a rinunciare alla cittadinanza italiana. C'è il servizio. La invitiamo a effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. Trascorso inutilmente questo termine, procederemo come previsto dalla legge a esecuzione forzata. Così scrive Riscossione Sicilia, società che gestisce la riscossione dei tributi e di cui è socio di maggioranza la Regione Siciliana, nell'avviso di pagamento di 5 cartelle esattoriali per un importo di circa 11.000 euro notificate all'ex testimone di giustizia di Bivona Ignazio Cutrò. Non è la prima volta che lo Stato presenta il conto per debiti accumulati dall'impresa Cutrò, che per le difficoltà economiche sorte in seguito alle denunce contro i suoi estorsori dovette chiudere i battenti nel 2004. Nel marzo scorso un'altra cartella esattoriale da 39.000 euro era stata recapitata, ma venne temporaneamente congelata, forse grazie al clamore mediatico che la stessa richiesta di pagamento aveva suscitato. Non ho questa disponibilità economica, dichiara Ignazio Cutrò. Per me e la mia famiglia questa è stata l'ennesima umiliazione di uno Stato che anziché proteggerci ci ha abbandonato e ferito. Se questo è il trattamento che viene riservato a chi denuncia la mafia, noi rinunciamo volentieri a essere cittadini di questo Stato. In passato rassicurazioni erano giunte in casa Cutrò sul blocco delle cartelle esattoriali evase, ma ad oggi gli impegni assunti da Regione e Ministero dell'Interno non sono stati ancora mantenuti ed entro domani, mercoledì prossimo 22 gennaio, Ignazio Cutrò dovrebbe pagare l'importo richiesto. Sono stanco, aggiunge Cutrò, di continuare a lottare anche contro uno Stato assente e che io stesso ho difeso mandando in galera i mafiosi. 20 anni del mio calvario si trasformano in 5 giorni di tempo per pagare i debiti di una ditta costretta a chiudere per aver denunciato il racket. Se questo è il segnale di illegalità che vuole trasmettere lo Stato, dice ancora Cutrò, allora lo stesso non ha veramente capito niente. L'ex testimone di giustizia si appella anche alla sensibilità del governatore della regione Nello Musumeci, che da ex presidente della Commissione regionale antimafia aveva più volte espresso vicinanza e sostegno all'imprenditore bivonese. Presidente, dice Cutrò, la regione può bloccare quelle cartelle, lei fino a prova contraria ne è il presidente. Chiedo al Presidente della Regione di rottamare queste cartelle, di bypassare il Ministero dell'Interno e di liberare la nostra terra da questa burocrazia che è peggio della mafia. Queste sono state le parole dell'ex testimone di giustizia Ignazio Cutrò.
Iscrizioni Open Day in corso negli istituti scolastici, in vetrina l'offerta formativa e strutturale del Liceo delle Scienze Umane e Politi di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Open Day al Liceo Politi per illustrare ai tanti ospiti l'offerta formativa dell'istituto. Sì, è un momento molto importante, questo è delicatissimo per la scelta dell'indirizzo che riguarda i ragazzini della scuola media. E noi abbiamo voluto organizzare questo momento proprio per dare loro l'opportunità di conoscere quella che è la nostra offerta formativa, e attraverso questi percorsi laboratoriali abbiamo cercato di fare una fotografia reale di quello che è il Politi, quello che viene fatto nei due indirizzi che caratterizza l'istituto, ma l'indirizzo scientifico e il liceo scientifico e il liceo delle scienze umane, che a loro volta si suddividono, sono caratterizzati dall'opzione scienze applicate per lo scientifico, socio-economico per le scienze umane. Noi svolgiamo dei progetti sia curricolari che extracurricolari in cui si collegano la letteratura con la musica. In particolare ci dedichiamo alla partecipazione allo studio per il convegno pirandelliano Centro Nazionale Studi Pirandelliani, per cui abbiamo vinto dei premi con la scrittura creativa, con i cortometraggi che abbiano sempre la tematica pirandelliana molto coinvolgente per i nostri ragazzi. In più io in particolare mi dedico al collegamento tra letteratura e musica, facendo degli approfondimenti per esempio sul tema della donna nelle arti e nella letteratura. I ragazzi sono molto contenti anche perché approfondiscono, mettendo in campo le loro competenze anche extrascolastiche, approfondiscono proprio questo indirizzo, collegandolo con la letteratura, con la filosofia. Siamo noi scienze umane. Sicuramente è una cosa molto formativa, molto accattivante e molto stimolante per ragazzi che è difficile che trovano la motivazione vera, quindi in questo modo noi troviamo il modo per stimolarli, per incentivarli e soprattutto per avere un valore aggiunto in più che li arricchisca e soprattutto li rimanga per il loro futuro. Una scuola attenta anche alle tematiche sociali, considerando che voi durante l'anno scolastico ne organizzate tante. Sì, per noi è davvero di fondamentale importanza, perché la scuola è il luogo dove i nostri allievi trascorrono, oltre che nelle loro famiglie, la maggior parte del tempo. Quindi per noi è importante sensibilizzare gli studenti su tematiche come la violenza contro le donne, il bullismo e il cyberbullismo. Siamo infatti reduci da due eventi che ricordiamo davvero con grande entusiasmo. Il 25 novembre, in collaborazione con il Centro Telefono Aiuto di Agrigento, abbiamo realizzato un flash mob in Piazza Stazione ed un convegno proprio per scuotere non solo i nostri studenti ma anche l'opinione pubblica e fare uscire questo tema ormai davvero di grande attualità nelle piazze. E la scorsa settimana abbiamo avuto ospite anche Sacara e insieme a lui abbiamo affrontato l'argomento del bullismo e del cyberbullismo, evento sempre patrocinato dal Telefono Aiuto. E le nostre iniziative in collaborazione con gli enti e del territorio continueranno ancora, diciamo, per tutto l'anno. L'opzione Cambridge? Sì, dallo scorso anno sono partiti dei corsi, sono mirati al conseguimento della certificazione linguistica Cambridge. Quest'anno sono attivi 6 corsi gestiti da docenti madrelingua di 50 ore la durata del corso, e i ragazzi in pratica hanno un rientro pomeridiano, quindi non è neanche faticosissimo. Al termine di queste 50 ore i ragazzi vengono preparati a sostenere l'esame finale per il conseguimento
raggiungimento di uno dei livelli per cui sono stati iscritti. Quello che ci gratifica molto è che lo scorso anno i ragazzi iscritti agli esami hanno superato brillantemente i test, una di queste infatti è stata anche premiata perché pur sostenendo l'esame di livello B2 lei in verità ha conseguito il livello C1. Perché scegliere il Politi? Perché il liceo Politi dà una buona preparazione per l'università. Che è una bella scuola e i professori danno anche una buona preparazione agli alunni, pertanto io la consiglio. Perché è una scuola davvero bella, si lavora molto serenamente, i professori sono qualificati poi. La consiglieresti? Sì, la consiglio molto. L'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento celebra i 100 anni della nascita di Federico Fellini con una relazione di Beniamino Biondi. Vediamo. L'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento ha voluto ieri ricordare i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, famoso regista italiano di fama internazionale, con un'approfondita, dettagliata e circostanziata relazione del professor Beniamino Biondi, molto seguita dai partecipanti che alla fine dell'incontro hanno anche posto molte domande sulla vita e la storia felliniana. E tutta Italia oggi ricorda i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, anche Agrigento non poteva mancare a questo importante appuntamento a cui ha provveduto l'Accademia di Belle Arti con una conferenza da me tenuta che in qualche modo ha sintetizzato il percorso complesso e frastagliato di questo grandissimo cineasta che ha rappresentato davvero nel mondo l'idea per molti anni di un'Italia davvero dalla ricchezza culturale straordinariamente elevata. È un regista che ancora oggi rappresenta per il cinema contemporaneo un punto di riferimento imprescindibile perché autore fra i primissimi di una sorta di fantascienza, c'è una strana ibridazione fra elementi fantastici che richiamano alla reviviscenza di memoria ed elementi del realismo cinematografico, soprattutto attraverso il suo complesso sistema di trame e sottotrame legate ad un surrealismo di fondo con richiami evidentissimi all'infanzia che hanno ritessuto insieme una delle opere probabilmente più eccentriche e anche per certi aspetti anche anarchiche del panorama non soltanto italiano ma internazionale. Ricordarlo oggi significa ricordare un grande italiano, un grande talento, uno dei più grandi registi al mondo, ma ricordare che probabilmente Federico Fellini è anche un po' un nostro contemporaneo perché credo possa dire molto anche ai registi che si affacciano oggi per la prima volta con le loro opere ad intervenire, ad interpretare il mondo. Un appassionato dibattito al termine della tua relazione? Sì, la cosa più interessante è stato probabilmente il dibattito che la relazione ha riuscito a suscitare tra le persone. Favorire il dibattito in qualche modo è anche l'occasione principale di questi eventi, quindi la ricca partecipazione ha sicuramente significato l'interesse verso il regista e ovviamente anche verso le attività dell'Accademia di Belle Arti che sempre più si aprono anche a socializzare la cultura nel territorio di Agrigento, ma ha significato anche il desiderio e la voglia delle persone di comprendere i percorsi di questi nostri grandi italiani. Talvolta le televisioni dimenticano di ricordare coloro che hanno fatto grande la cultura italiana e il loro ricordo è affidato solo a un fatto nominalistico. Oggi lo abbiamo approfondito, in qualche modo abbiamo cercato di rispondere anche alle sollecitazioni che ci sono giunte, sprone anche per l'organizzazione di ulteriori conferenze e iniziative che possono riguardare il cinema. Depistaggio di via D'Amelio depone il PM Petralia. C'è il servizio. La strage di via D'Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e alcuni agenti della scorta, sin dalla scomparsa dell'agenda rossa dello stesso giudice, dalla rivelazione che Scarantino era un falso pentito, ha creato tanto rabbia e voglia di chiarezza. Questa richiesta anche a coloro che si occuparono delle bombe di Capaci e via D'Amelio, tra questi il PM Carmelo Petralia, che in questi giorni ha deposto al processo sul depistaggio Borsellino. Nel processo in corso a Caltanissetta sono imputati di calunnia l'ex capo del gruppo di indagine Falcone e Borsellino, il dottor Mario Bo, ancora in servizio, e gli ispettori in pensione Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Stando alle cronache, Petralia durante la sua deposizione ha affermato che anche servizi segreti si occuparono dell'indagine sulla strage di via D'Amelio. In particolare, sempre Petralia afferma, venne in ufficio alla procura Bruno Contrada, super poliziotto della squadra mobile poi diventato numero 3 del SISDE. Già in passato la collaborazione dei servizi segreti per dare una mano alle indagini era stato confermato allo stesso Contrada e una deposizione in uno dei processi sul depistaggio.
Poi Petralia, interrogata dal PM Stefano Luciani, ha raccontato di un pranzo all'Hotel San Michele, con magistrati e funzionari, tra cui presenti c'era proprio Contrada. In riferimento ai rapporti tra l'allora procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra e Contrada, Petralia risponde: il rapporto col SISDE lo teneva il procuratore Tinebra all'epoca. Data l'enormità di quanto successo, ci fu un concorso di contributi incredibile. Nella stanza del procuratore vidi anche esponenti dell'FBI e del BKA tedesco. Quando vidi Bruno Contrada mi colpì invece la sua faccia, che mi evocava qualcosa di sinistro. Ricordai i racconti di alcuni testimoni che avevo sentito nel corso dell'indagine sulla strage di Capaci. Falcone non si fidava di lui. Poco tempo dopo seppi che era stato arrestato a Palermo. Una deposizione che si va ad aggiungere a tutti quei tasselli che aspettano di essere messi nella sequenza giusta per far finalmente chiarezza una vicenda che di sicuro sta segnando la storia dell'Italia e non solo. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Presentato un esposto a carabinieri e procure e consegnate le polpettine avvelenate ritrovate e rimosse ieri a Zingarello, che avrebbero potuto determinare una vera e propria strage di randaggi. A farlo è stata l'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento. Questa mattina abbiamo consegnato 3 esche probabilmente avvelenate tra le tante trovate ieri a Zingarello, ha scritto Claudio Lombardo. Presto verranno inviate all'Istituto Zooprofilattico di Palermo per le analisi del caso. Integrazione sport, la Fortitudo Moncada Agrigento gioca con Acquarinto. Arturo Cantella. Volevamo festeggiare la vittoria nel derby di domenica scorsa in maniera unica, così abbiamo fatto leva sull'integrazione e anche sui valori che lo sport ci impone. Guardare tutti dalla stessa parte senza alcuna differenza. Abbiamo giocato, ci siamo emozionati e divertiti. Queste le parole usate ieri dal direttore sportivo Christian Maier, che ha salutato l'incontro tra la rappresentanza dei richiedenti asilo di Acquarinto e una della squadra della Fortitudo al termine di una serie di allenamenti che gli stessi hanno avuto con i giocatori. Un bel momento di integrazione, siamo contenti di avere i ragazzi qui con noi, loro si divertono molto ed è un momento anche per riuscire a stare insieme, perché comunque la diversità è sempre una grande cosa da coltivare. Approfitto per fare un po' un sunto di ciò che è stata la vittoria di ieri, insomma un momento bello per la Fortitudo che speriamo che possa andare avanti positivamente, no? Sì, è un momento bello, però oggi è un altro momento bello di tipologia diversa e quindi ci godiamo questo momento adesso. L'Acquarinto mi ha chiesto di portare avanti questo progetto sulla pallacanestro, di portare dei ragazzi richiedenti asilo a fare degli allenamenti e abbiamo cominciato, è una cosa simpatica e spero che abbia anche un seguito. E quindi come si svolgerà? No, adesso è la parte conclusiva, c'è la prima squadra della Fortitudo che è venuta a fare una partitella con loro, quattro passi, visto che è lunedì dopo la partita sicuramente non li vogliamo affaticare. Niente, è solo un modo per integrarsi e quindi per far vedere che insomma, la Fortitudo è attenta anche a queste cose. Ecco, chissà magari un domani scoprire qualche talento, no? È possibile? Sarebbe una gran cosa, per ora non tanto, ma speriamo in futuro di trovare qualcosa di interessante. Ecco, come si svolgerà? Ho visto delle coppe, delle medaglie. No, questi sono dei premi che danno ai ragazzi che hanno partecipato al progetto e basta, insomma, e anche così avranno un ricordo di questi giorni che abbiamo passato assieme. Si è svolta in associazione tra l'associazione Acquarinto e la Fortitudo di Agrigento, che è di Porto Empedocle, perché ci ha offerto comunque questa possibilità e noi ne siamo grati. I ragazzi hanno mostrato un interesse? Sì, i ragazzi erano felicissimi appunto di poter allenarsi, comunque far parte di una grande squadra di basket. Sono felice di questa iniziativa perché sono davanti a grandi giocatori che militano comunque come professionisti ed è una bella opportunità anche per loro. Magari un domani qualcuno di loro può anche essere inserito in squadra, chissà. Chissà, se qualcuno coltiva questa passione ben venga. Sappiamo che lo sport ci offre tante possibilità e come per esempio nel mondo del calcio tantissime persone sono tolte in mezzo alla strada per diventare veri e propri campioni. Quindi lo sport salva la vita, è così. Tra le testimonianze ascoltiamo quella di Mussa. Mussa, ti è piaciuta l'iniziativa? Sì, mi è piaciuto, però da qualche tempo che veniamo a giocare qua, stiamo divertendo e stiamo giocando con squadra Fortitudo da Agrigento e
io con i miei amici stiamo divertendo perché lo sport fa bene alla salute e rispetto alle regole. Calcio e i risultati delle agrigentine che militano in prima e seconda categoria con Carmelo Lentini. In prima categoria girone G l'Atletico Favara non passa a Branciforti, ne approfitta l'Atletico Gorgonia che vince con il Nicosia che riconquista la vetta della classifica. Una domenica sfortunata per la compagine favarese che ha sfiorato la vittoria più volte ma che è riuscita a segnare quella rete alla vittoria che le avrebbe regalato 3 punti importantissimi e del mantenimento della vetta. Ne approfitta il Raffadale che vincendo con la Barrese accorcia la propria classifica portandosi a 3 punti dallo stesso Atletico Favara. Male invece il Gemini che perde 5-2 sul campo della Gira, come anche il Ravanusa che rimedia una sconfitta sul campo dell'ultima in classifica, vale a dire il Sant'Anna di Enna. Infine la Libertas Racalmuto che ha osservato una domenica di sosta. Avrebbe dovuto giocare in casa con il Città di Caltanissetta, ma la gara è stata rimandata al prossimo 29 gennaio. Il prossimo turno, occhi puntati sulla sfida di San Giovanni Gemini, dove sarà di scena l'attuale capolista Gorgonia. L'Atletico Favara ritorna in casa con il Sant'Anna di Enna, mentre il Raffadale giocherà fuori casa con il Città di Caltanissetta. Scendendo di categoria, vale a dire nel torneo di seconda, girone E, grazie ad una doppietta di Giaretti ed ad una rete di Lentini, l'Atletico Montallegro supera per 3-2 l'Alessandria della Rocca a conclusione di una gara bella e vibrante che aveva visto la squadra alessandrina portarsi per prima in vantaggio. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva e queste ultime arrivate da altrettante trasferte che lasciano un po' di amaro in bocca all'Alessandria della Rocca che così scivola al 6° posto. Sale al 4° invece la in piena zona playoff lo stesso Atletico Montallegro, mentre in vetta si riconferma il trio tutto di Seno, Solmatinese, Don Bosco Mussomeli, Gela, con quest'ultimo che ha piegato la resistenza del Muxar con il risultato di 4-3. Ancora una cocente sconfitta per l'Atletico Licata che al Dino Liotta, vuol dire sul proprio campo, è stato superato proprio dalla capolista sommatinese. Da sottolineare la prodezza esterna dell'Eraclea che va a violare il terreno del Riesi per 0-1. Canicattì Calcio sempre più in alto. La convincente vittoria per 4-1 sul CUS Palermo e i concomitanti pareggi rimediati da Dattilo e Agragas hanno consolidato il secondo posto nel campionato di eccellenza Sicilia Girone A per la squadra allenata da Pippo Romano ed accorciato a 3 le distanze dalla prima della classe. Best player di giornata Angelo Caronia che ha trasformato il rigore che egli stesso si era procurato, poi ha ceduto a Matera la palla del secondo penalty, sempre da lui procurato, ed ha centrato un palo e una traversa che gli hanno negato la gioia della doppietta personale. Alla rete di Caronia e Matera si aggiungono i 2 gol di Federico Matera e quello di Vito Lupo, rientrato in campo dopo un mese a causa di un infortunio al ginocchio. Si è invece fatto male Walter Malluzzo che ha rimediato una botta al crociato. Abbiamo incontrato una buona squadra, ha commentato l'allenatore Pippo Romano, tanto è vero che abbiamo fatto fatica nei primi 15 minuti, poi sbloccata la partita abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È stata una vittoria importante e dobbiamo continuare con la stessa intensità e con la stessa voglia. Quanto alla situazione di classifica, il tecnico licatese ha detto: noi guardiamo alle partite domenica per domenica, non guardiamo la classifica perché ci può girare la testa e allora dobbiamo affrontare tutte le partite sempre alla stessa maniera, con lo spirito giusto, con il lavoro che facciamo durante la settimana ed essere pronti a battagliare in campo. La squadra sta rispondendo bene, siamo molto soddisfatti perché lavoriamo con serenità e spirito di sacrificio. Intanto il direttore sportivo Alessandro Avarello ha messo a segno un altro dei suoi colpi di mercato. La società biancorossa ha infatti perfezionato l'accordo con Facundo Cascio, esterno d'attacco italo-argentino classe 97, che già fa parte dell'organico a disposizione di mister Romano. Facundo Cascio arriva dal campionato di eccellenza Basilicata, precisamente dal Melfi, con il quale nella passata stagione ha siglato 14 reti. L'attaccante adesso arriva al Canicattì con importanti ambizioni. Inizia una delle settimane di lavoro più importanti della stagione per la SEAP Dallicardillo Aragona, che da oggi riparte gli allenamenti per preparare
preparare al meglio delle proprie potenzialità il derby siciliano di sabato 25 gennaio alle ore 18 in trasferta contro il Modica. La partita è valida per la 13ª e ultima giornata del girone di andata del torneo di Serie B1, girone D. Un match che promette tante emozioni ma anche e soprattutto riveste una grande importanza per la squadra del presidente Nino Di Giacomo. Infatti, dopo la netta sconfitta della capolista Cerignola di domenica scorsa, il sestetto di coach Luca Secchi ha la possibilità di balzare da solo in vetta al campionato di Serie B1 al Giro di Boa. Servirà però conquistare l'intera posta in palio, i 3 punti. L'attuale capolista Cerignola, avanti 2 punti sulle aragonesi, 29 contro i 27 della SEAP Dallicardillo, è attesa dal turno di riposo nel prossimo weekend. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.